dice tutto di tutti. In collaborazione con Angelo, ci siamo, l'appuntamento, la cena dei numeri uno. Eh sì, a grande richiesta è ritornata, ci hanno ormai surcassato tra messaggi, sms, email, dovete rifarla, siamo ritornati a casa, siamo a Teatro Posillipo e il nostro mercoledì della cena dei numeri uno fatta da tanti amici, imprenditori, modelle, bellissime ragazze, attrici e tanta bella gente, tanti amici che ovviamente si ritrovano in una serata passata in allegria e con tanta semplicità. Grecia, ma tu mangerai tanto stasera? Sì, mangerò tanto, anche perché sono una buona forchetta. E poi ballerai tantissimo. Sì, anche noi siamo venuti solo per vedere lei che ballava, quindi figurati. Siamo arrivati. Lo spettacolo è lo spettacolo nello spettacolo, quindi... E allora viva la cena dei numeri uno e... Vi aspettiamo, non cambiate canale. Non cambiate canale. Dicevamo, la cena dei numeri uno è un appuntamento consueto il mercoledì con imprenditori, amici, attrici, voglio dire, di tutto e di più. Ormai diciamo questo appuntamento tra giovedì al cubo e cena numero uno è diventato un appuntamento napoletano, mondano, fortunatamente. Da esportare. Da esportare, piano piano, le cose si fanno con calma. Ma come si costruisce una serata di questa che poi è sempre al top? Sembra facile vista così, quando uno arriva alle 22 vedi tutto pronto, c'è un mese di lavoro perché sono tutti amici, quindi bisogna coltivare le amicizie. È bello vedere la serata che inizia, che poi si apre e poi all'una, diciamo. Anche la scelta del cibo. È tutto fatto meticolosamente. Sembriamo così che ci divertiamo sicuramente, però ci impegniamo. C'è qualcosa che in ogni appuntamento tu dici, magari non mancato, miglioriamo la prossima? Si cerca sempre di migliorare, perché la cosa bella è che durante la serata uno deve stare attento per vedere come evolve la serata, per poi cercarsi di migliorare. Come mai ci sono sempre, dico sempre, delle bellissime donne? E altri fortunatamente. Meno male. Non sia mai. Possiamo dire, parlando di cibo e di nutrizione, sono il sale della vita. È alla base di tutto. Quando si mangia bene, ci si diverte, è tutto proporzionato. Poi con Alfredo vi renderete conto di cosa stiamo parlando. A tra poco, ciao. Ciao a tutti. Every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me.
dicevamo, location ideale per gli appuntamenti con delle donne straordinarie, bellissime come te e come la tua amica. Grazie. Come mai? Qual è il segreto di questa location? La musica. Musica, poi basta guardarla, no? Che è stupenda, bellissima. Un appuntamento, questa cena dei numeri uno, perché voi siete due numeri uno. Grazie, il locale è fantastico e quindi attira bella gente. Mangerai molto? No, Dieta? tra poco arriva l'estate, come facciamo? Intanto c'è una sfilata di costumi, vedrai anche qualche costume da, chissà, da indossare. Bello, certo, da comprare, da acquistare. Reduce da Shanghai e so che è stato un successo, del resto come al solito. Sì, siamo ritornati in Italia, abbiamo fatto una settimana a Shanghai allo Chic di Shanghai in fiera ed è stato veramente una bella esperienza. Hai incantato tutti. No, la collezione è stata veramente apprezzata dai buyer esteri e anche dai miei concorrenti, ecco, in Campania, perché poi abbiamo formato anche un gruppo tra piccole imprese artigiane. Ed hai portato un tocco di fashion anche qui al Teatro Presidio. Sì, Alfredo, questa sera di nuovo sfileranno una decina di capi della collezione Spring Summer 2015 La Rev Italiano e speriamo che lo spettacolo piaccia comunque ai nostri ospiti e che dire, l'estate alle porte, comprate costumi Ilaria Vitagliano. Ilaria Vitagliano è stato con noi e parte la Fashion Show.